Correte, c'è un pitone in cimitero. E questo più o meno il tenore della telefonata ricevuta nella mattinata dal comando della polizia locale dell'Unione Montana del Grappa, cui è stato segnalato un grosso serpente nel cimitero di Crespano. Fra pantere e altri animali fantastici capita spesso sotto Ferragosto che qualcuno prenda, scusate il gioco di parole, il proverbiale granchio, scambiando un biacco, volgarmente detto scarbonasso, per un'esotica serpe. Stavolta però il pitone c'era e come, e se lo sono trovati davanti gli agenti dell'Unione Montana quando sono arrivati nel cimitero di Crespano. Il serpente, lungo oltre 1 metro e piuttosto vispo secondo i testimoni, ha tentato di sottrarsi alla cattura anche se non si è mai dimostrato aggressivo. Sul posto è giunto anche un veterinario dell'ULSS 2 in arrivo da Asolo e l'animale è stato preso in custodia. Ora sono in corso le verifiche per capire da dove sia arrivato e se abbia addosso una piastrina di riconoscimento o un chip. Secondo le prime ipotesi pare che possa essere scappato da un'abitazione dei dintorni o che qualcuno possa essersene sbarazzato.